Siamo qui ospiti questo pomeriggio nella casa dell'amico Giorgio Micheli e della sua signora. Giorgio Micheli, patriarca delle pipe. Allora Giorgio, le origini della tua famiglia, dalla Toscana qua in Sardegna Nogliastra, come è avvenuto? Beh, come è avvenuto? È avvenuto come avviene alle persone che vanno a cercare lavoro. Mio nonno in origine da giovane ha fatto il minatore, è stato un po' in giro per il mondo, è stato in Albania, in Grecia e poi una volta che è rientrato in Toscana era stato interpellato da una ditta tedesca che era la Carlo Wasmut con la W e l'ha inviato, gli ha chiesto se voleva venire qui in Sardegna a curare la lavorazione dell'erica arborea per la fabbricazione delle pipe. E quindi mio nonno venne qui nel 1924. Dopo 4-5 anni sono arrivato anch'io con la mia famiglia. Io sono arrivato qui nel 32, sono nato nel 29, nel 32 ero già all'anno 6. Sono stato molti anni con i nonni, ho imparato la lavorazione della radica, poi però noi in origine non facevamo le pipe finite, facevamo gli abbozzi per pipe che inviavamo poi al continente nelle raffinerie per la fabbricazione poi ultima delle pipe. Una volta però ho smesso quel mestiere, a me è rimasta la fantasia di questo legno pregiato che abbiamo qui in Sardegna, che è una ricchezza molto importante e mi sono dedicato così come hobbista a lavorare, a fare. E quindi di volta in volta ho acquisito un po' più di manodopera. Infatti il mio motto è che l'ingegno e l'arte si consolidano quando tu lavori manualmente, allora la creatività ti viene fuori. Io ho piacere di accogliervi quando venite perché mi crea sempre interesse il fatto che si parli di questa radica che la Sardegna possiede. E quindi sono qui, sono un po' anzianotto, però ancora mi diletto a fare queste cose. Bene, allora continuando a raccontare la tua storia, come è stata l'iniziazione del primo laboratorio? Quanti dipendenti avevate? Ma noi come fabbrica di abbozzi per pipe siamo negli anni anteguerra, avevamo più di 50 operai a libro paga, così come quando negli anni 70 abbiamo smesso. Avevamo 50 operai a libro paga e poi una volta che è cessata la lavorazione abbiamo chiuso i battenti. Perché cosa è successo? È successo che le ditte per la fabbricazione delle pipe sono andate a cercare la radica nei paesi più poveri, cioè giù nel basso Mediterraneo, e quindi l'hanno trovata a prezzi molto stracciati perché lì lavoravano, non dico gratis, ma insomma per pochi spiccioli, e quindi noi non potevamo sostenere la concorrenza di quella gente, era impossibile lavorare a quei prezzi e quindi ci siamo dedicati a fare altro. Io comunque poi, una volta cessato quel tipo di lavoro dei manufatti, degli abbozzi, mi sono dedicato a fare la lavorazione delle pipe. Ho cercato anche di invogliare dei giovani, infatti a Lanusei era sorta una cooperativa che doveva interessarci a questo tipo di lavoro, che poi non era solo ai fini di fare pipe, si poteva con la radica fare tante cose, tanto è vero che quelle pipe che sono lì sopra quel tavolino sono sempre sopra un tavolino fatto da me con dei pezzi di radica, il piano del tavolo è fatto con dei pezzi di radica
si poteva fare un parquet, si potevano fare delle pareti, si potevano fare tantissime cose. Quello che noi abbiamo in Sardegna come radica sottoterra, è una ricchezza che è inestimabile, che la gente non riesce manco a capire che cosa vuol dire. E quindi io mi auguro, una cosa sono già riuscito ad ottenere, ed è quella che sono riuscito a far inserire in un libro di Lanusei la storia un po' di questa radica, in modo che fra 100 anni qualcuno apre un libro e vede che a Lanusei si facevano queste cose, questa radica era tenuta in considerazione. Scusa, Giorgio, prendi gentilmente una delle tue pipe più rappresentative, tienila in mano come simbolo. Vedi, le pipe per me sono tutte rappresentative, tant'è vero che io non mi accorgo delle pipe che ho, io mi accorgo di quelle che se ne vanno. Io quando una pipa l'ho fatta e poi la devo dare a qualcuno o venderla o come volete che vi dica, e poi mi manca chiaramente. Io ho venduto le pipe, sapete perché? Perché mia moglie mi ha detto: ma cosa vuoi farmi? Vuoi riempirmi la casa di pipe? E alla fine qualcuno bisogna anche venderne, no? Tanto per liberarsene, non tanto per il costo venale, per i soldi. E quindi sono tutte belle, sono tutte delle pipe eccezionali che sono fatte a mano, sono lavorate, cioè non è lavorare intorno a un pezzo di legno dove c'è un buco come fornello, dall'altra parte si deve sistemare un bocchino per fumare. Il lavoro è sempre quello, però poi l'esterno della pipa, sia come legno sia come lavorazione, sono delle cose che ti vengono come estro personale, per cui fai quello che in quel momento, in quel pezzo di legno riesci a vedere. Bene, le pipe dell'artista Giorgio Micheli, ricordiamo che una di queste pipe, non solo quella, è andata oltremare, perché addirittura una pipa di Giorgio Micheli l'ha posseduta anche il presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, giusto? Le avevo mandate e l'aveva portata ai campionati del mondo quella pipa che è in bocca a lui gliel'avevo data io. Mondiale del 1982. Sì, quei mondiali quando erano, non mi ricordo. Spagna 82. Ma secondo te, caro Giorgio, è possibile riprendere la strada vecchia con tecnologie nuove? Ma secondo me il mondo oggi ci sono troppi vincoli, noi non riusciamo a capire. Io mi rimane impressa sempre una frase che ha detto il nostro vecchio pontefice Wojtyla, che in un discorso che si faceva perché gli ambientalisti dicono che la natura va rispettata, non bisogna toccare niente. E io mi ricordo che il Papa disse: ma allora se uno fa un giardino e poi dopo gli vengano fuori delle belle rose non le può recidere, le deve lasciare lì a seccare nel giardino, non è che... Quindi io dico, la natura certo che va rispettata, ma va rispettata per altre cose, non per poter prendere qualcosa che può servire alla collettività. Ce n'è modi di rispettare la natura. Intanto cominciamo a non gettare le immondezze nel bosco o nelle strade, come vedo spesso, e poi se dobbiamo andare a guardare il rispetto della natura bisognerebbe intanto che andassimo a piedi e non con le macchine, invece di andare in aereo dovevamo andare in nave come andavamo una volta. Dicono che non è inquinante quello, va bene, avranno ragione loro, io non entro in questi termini perché non è il mio tema, però questa radica intanto era una cernita particolare, perché quando tu entri in un costone in uno scopaio, chiamiamo noi, dove c'è l'erica che noi chiamiamo la scopa, e tu non è che togli tutto quello che vedi, togli su 100 piante ne puoi prendere 20. Intanto diradi quel tipo di bosco e quindi è già più difficile che parta anche un incendio, perché il bosco vuole governato, non si può avere i boschi e poi non vengano ripuliti e non vengano governati, perché quelli diventano
una benzina per gli incendi, e quindi se il bosco è governato, è diradato, è pulito, è sempre meglio secondo il mio modo di vedere. Poi sai, se entriamo in discussioni c'è sempre chi la vede in un modo, chi la vede in un altro. E, sai, io tempo fa in una riunione a Barissardo si parlava di questa radica e un sindaco disse allora in quella riunione e se ne parla da tanto di questa radica, però evidentemente è una cosa che non può andare avanti perché sennò a quest'ora l'avrebbero già fatta camminare. Evidentemente non ci sono interessi particolari, gli interessi della politica vertono verso altre cose. Allora ringraziamo Giorgio Micheli per la sua disponibilità e speriamo di rivederci presto in un'altra occasione. Grazie mille. Grazie a voi.